chiedi di nascere, tu chiedi un'istruzione, chiedi lavoro e dignità, chiedi di avere degli eredi, un Dio nel quale credi, rispettabilità, una certa autonomia, una vita solo tua che nessuno ti stravolgerà, la meritocrazia, giustizia ed onestà, un mondo che nessuno sa. Chiedi regole, strumenti, 10 comandamenti, mai sindacatino. No. Chiedi esempi consistenti, politici e parenti, distanti più di un po'. Chiedi pure garanzie, metti in salvo le tue idee dalle brutte compagnie se vuoi. Fatti rispettare tu, tieni spenta la TV, che gli alieni vengono da là. È una lotta eppure esisti, Quanti sacrifici fai? Ti linciano se non acquisti, o se tu non li voterai. sicuro che puoi sopportare, piegati alla ragione poi, abituati pure al dolore, Bisognerà reagire. Chiedi, nessuno che ti sente, ma insistente chiedi e non ti seguirà. Fratti senza meta tutti, solo coi ricatti che ci terranno qua. traghettati su e giù, sono secoli oramai che quest'esodo non finirà. Non mi chiedere perché questo mondo va così, l'uomo può salvarsi e non lo fa. È una lotta eppure esisti, Quanti sacrifici fai? I patti non erano questi, uguaglianza e fraternità. sicuro che puoi sopportare, piegarti alla ragione poi, Lascia lavorare il tuo cuore, chiedi che sia amore. almeno per dispetto esisti. Tu falli neri, questi Cornuto voi! Cornuto dello governo! Che c'è, compare? Arash! Ma che camorria ogni volta! Arash! Questo fatto che vado a settare! Arash! Ma venite a settare una casa invece da settare per qua, no? Arash! Cornuto io! Piano Arash! piano, compare! Arash! Arrivasto? Arash! Arrivasto? Arrivare, il ginocchio arrivare, Oh. non ci vai più, non ci vai più. E come a fare? Stiamo caduti da serenina, compare! Calat Marash Arash, calat! Alacio! Calat! Ah! Compa! Non mi facete fare forzate perché sennò mi corre sopra! No, no, lasciate vedere, compare, per carità, lo signor Senza farmi fare forzate, Piano piano! Arash! Piano piano! Arash! Ai ai! No, non ce la faccio! Non ci faccio pensare, compare! Arash, Arash! Compare, piano piano! I ginocchi non ci arrivano più a chiudere! Se sente qualche cosa da sotto, amoricista che me ne vai, compare! Ah! Sta settao! Signor Osso, ti ringrazio, cornuto dell'inferno! Compare!
Compare, mi facessi un'anestesia totale? Perché? Non mi sento più le amme io. Ma oggi non vi sentite niente. Se potesse parlare vostra moglie, che non vi sentite voi, compare. A domandateci la vostra moglie, so cosa sente vostra moglie. Compare, che cosa intendesse vuol dire? Queste sono Cornuto io! Cornuto voi? Schifo la terra! Ai, compare! Che mi dicete, compare? Sentissimo di compare Peppe. Che successe? Compare Peppe è passato a miglior vita, caro mio. Muriò! No, scappò con la badante, compare. Meglio! Viva la badante, compare! Viva la badante! Compare Cornuto mio. io! Cornuto voi, vero, Che vero? schifo la terra! Compare, con mia moglie avevamo qualche problema. Avete problema con vostra moglie? E noi saremo sempre questioni, sempre litigi. Sta tappenara! E faccio come lo sapete. Lo sapete tutto il paese, compare! Cioè, voglio dire, Caro mio, io ho un'impressione però, compare. Che so cosa? Che siccome ne litighiamo sempre, abbiamo sempre questioni con mia moglie, secondo me lei sta tentando di avvelenarmi, compare. Mi vuole avvelenare, compare. Ah, sì? Secondo voi io che avessi a fare, compare? Ma io che non scendo a quanto è brutta vostra moglie mi pigliasse un veleno e me ne fottesse, compare. Giusto, E ma fa ragione. le scarpe, ma quando mai? Ragione avete, compare. Caro mio, Cornuto io, cornuto voi. Compare, ma levatemi una curiosità, visto che voi avete questi problemi. Compare a con vostro- disposizione, compare. Siete a disposizione? Basta che volete soldi, Sorry, no, mai, cornuto io. cornuto voi, soldi non ce n'è più, vero? Compare, ma da levare questa curiosità, perché voglio dire, voi solo me la potete levare. Sì, compare. Ora volesse sapere io, Sì, compare. ma voi, dal punto di vista sessuale, Compare, da quando siete stati a Milano non vi capisco più, compare. questione, stiamo parlando Avete assunto questo linguaggio assunto ci dice continentale. a Pannauso, perché... Cornuto lo governo, vero? schifo la terra! Volevo sapere dal punto di vista del sasso. Compare, già la prima volta mi stava maraggiando, tutto questo sesso non l'avevo visto Dal mai. punto di vista sessuale, ossia come è combinato, Io da un punto di vista sessuale. Sasso. Compare, io scatenato sogno, compare. Ma che mi sta dicendo? Compare mio, scatenatissimo. Ma che mi sta dicendo? Io quasi tutti i giorni faccio sesso, compare. Ma vero? Sì. Vero? Quasi il lunedì, quasi il martedì, quasi il mercoledì. Ma cornuto dell'inferno! Quasi tutta la settimana, Ma compare. che camorria, compare, che camorria! Mia moglie che è pretenziosa, compare. Ma mia moglie, possiamo parlare di vostra moglie, ma parliamo di mia moglie disonesta. Capite questione, compare? Tutta giornata, una camorrea! Ma perché, una compare? camorrea, niente. Ora mi disse, l'altra volta, mi disse, vergognati, tu. Ma io che ci traso, compare? Io non ci traso niente. Chi c'entra, compare? Tu era io, tu, io. Io era tu. Tu, io. E io mi curcavo con tua moglie. Cornuto di un po', schifo la terra. Ma che state dicendo, compare? Compare. Compare, io per essere curcato con sua moglie e essere proprio ninja navara, compare. Perché... Sta parlando tu a me, mia moglie parlava con me, diceva tu, mi hai... chi no? Ma qui? Ma Che tu non è- compare? Ma che ne sai cosa cucca con mia moglie ancora non l'ha caputo io? Ma C'è qualcuno che si curca con sua moglie perché non va... c'è chi che dice no, cornuto io, Cornuto voi, cornuto vero? vero, tu. Allora, Dice- che vi dice vostra moglie? Dice tu mi avevi giurato di amarmi per tutta la vita. E voi, compare? E io che ne sapevo che campava cosa sai che sta, compare. E che camorrea. Cornuto lo governo. Cornuto io. Schifo la terra. Cornuto voi, veramente, ma veramente. Ma. Compare, me la posso fare una confessione? Compare, dite qua a disposizione, compare. Io c'ho un problema. Che è successo, compare? C'ho un piccolo problema. Uno solo, compare, vado in avete un carretto di problema, compare. C'ho un problema intimo, dell'intimità.
compare, in quanto me ne portavo? Ma che c'entra, compare? Che c'entra? C'hai un guanto che di lunghi per la vacca, se volete vai a piglio, compare. Al momento piglio sta sedia va a rompere una testa, compare, che c'entra? C'hai un problema dell'intimità. Compare, che è successo? Parla. Praticamente io soffro. Mettetevi più qua, compare, che vi sento piccolo. Un sordo è stasera. Io mi posso allontanare? No, vedete, mi metto io. Praticamente Sì. ho un problema. Tanto siamo un famiglia. Sì, cago ne sente, compare. C'ho un problema Sì. di meteorismo. Ehi, compare, Eh? vi carico un pezzo in testa. Ma che c'entra, compare? Sento questi meteore che vi caricano in testa. No, Compare, va bene No, che io- qua a testa non ci siete, ma i meteori... ma che sono c'entra, grossi. compare? Cioè, meteorismo non è che, caro Nipe, meteorismo è cassucchio sutta, capito? Meteorismo... Avete calcoli renali, capite? Ma quale calcolo? Io in matematica non ho capito mai niente, io, compare. No, problema cornuto io. Cornuto voi, se mi facete capire io capisco. Sì, come ci posso dire? Va, io, con rispetto parlando, compare, sgancio... Ah, facete aria. Aria! Pirituna, compare, quale aria? Chi sta dicendo quale aria? Ma chi sta dicendo? Pirituna! Perché si chiama meteorismo? Perché ogni perituna è quando una meteora. È vero, compare, cornuto, schifo la terra. Cornuto E quindi voi, c'è questo sì. problema che faccio tutti questi scorreggini, vabbè, diciamo. compare. Solo che però io non capisco per quale motivo, compare, ma da credere, niente, non fanno puzza, non fanno rumore, non fanno puzza, non fanno... Cioè, è incredibile, io sogno preoccupato, cioè io ne faccio un sacco, ma proprio assai, compare, assai, non fanno né puzza né rumore, cioè assai, compare, ne faccio. Compare, ma posso dire la verità, compare? Ne faccio assai, di quando che siamo canna ha fatto perlomeno 50, compare. Ma da credere, non fanno né puzza né rumore, ma com'è possibile? Compare, ma posso dire una cosa, compare? Compare, ma da credere, come un fratello, ne ha fatto qualche 50, ecco qui, ne fece l'auto, senza puzza né rumore. L'auto, senza puzza né rumore. Compare, una strage state facendo. Compare, così, l'auto, compare, l'auto. Compare, ma posso dire una cosa, camurria? Punto primo, voi siete sordo perché fanno scruscio e l'hai sentito. Punto secondo, voi siete raffreddato perché io stai morendo in un feto, compare. Ma che state dicendo, compare? Come inizia la favola di uno che beve la birra? Non lo so come. Ceres una volta... Chi si è battuto su? No, ma era no, così. no, tu Era mi per dici, dire. tu mi avviri se chi si sono battuto. Però signor Matranga mi sto stancando veramente di buttare sempre fuori a lui che non fa ridere. Veramente, guarda, è una cosa E ho incredibile. capito, allora ti faccio buttare fuori da mio figlio. Amore figlio mio, già, dai. Chi si è battuto? Però No, capisci no, che no, no. non sono io che devi buttare fuori. Non devi buttare il signor Matranga che ne fa la spesa. Vai. Che carino. Al sugo d'un fiocco! Al sugo d'un fiocco. Chi si è battuto su? Mi ero rimasto cose, grazie. Un applauso a mio figlio. Un applauso a tuo figlio! Ma ti rendi conto? Che siete... Un buttavo non vai bene come sei nato. Dai, Fagli sentire tu, Sentiamo. risolleva un po' la serata, fagli sentire Sentiamo. una bella battuta, dai. Sentiamo. Lasciami stare, stasera non mi va. Come ti va? Ieri sera sono tornato tardi, sbagliavo e ho dormito sopra un mobile. Hai dormito male? No, era comodino. Ma chi si è battuto? Insomma, che figure mi devi fare, amore, fuori! Voluto! Rispondi. Signore e signori, buonasera. Apriamo il TG con la politica. Stamani a Palazzo Grazioli, primo incontro tra il leader del PD Renzi e Beppe Grillo. Una cosa pazzesca, ragazzi, una cosa incredibile. I due sono venuti ad un accordo sulle riforme elettorali. Prese per il culo. Davanti ad una tazza di tè. Berlusconi
Berlusconi non ha partecipato perché impegnato a Chiavari, fermo. Chiavari in Liguria. Per un'asta benefica. Il segretario del PD siciliano Lupo e l'onorevole Marziano telefono casa, hanno incontrato i dipendenti pubblici per il rinnovo del contratto. Il portavoce Mancuso fa sapere che se l'accordo non sarà raggiunto, non sarà raggiunto, i lavoratori entreranno in sciopero. Torna in politica Cirino Pomicino. Dopo Mani Pulite, che lo vide coinvolto in Tangentopoli con 42 processi. Darà alla luce un... Spinga, signora, spinga! La luce. Un nuovo movimento. Politica estera. Vittoria in Olanda di Mark Rutte del Partito Conservatore. Salvatore, conservatore. Anche se ha perso 10 seggi. 10 seggi. Assettete. E tutto il mondo politico si congratula con Rutte. Dalla Merkel a Gentiloni. Prego, si accomodi, signora, prego, avanti, signora, si dà. E anche l'ex presidente Bush e Clinton Monica, Clinton hanno espresso soddisfazione. Cronaca a Genova, grazie ad un testimone. Di signora può scendere per la pista, di signora ci posso lasciare il libretto, il testimone di Genova. Sgominata una banda di nomadi io un giorno crescerò che estorceva denaro ai trans. Trans. Gossip. Oggi un paparazzo Nicoli Fedeli. Paparazzo ha sorpreso Luisa Corna con l'imprenditore Matteo Zoppas. Spettacolo. La cantante Priscilla ha dichiarato di amare la musica italiana e di avere un debole per i testi di Minghi.
e Aleandro Baldi. Baldi, minchia. Siamo là. Rubrica di culinaria. Culinaria. Per preparare un pranzo economico, penne all'arrabbiata. Manco scrive. Passato di verdure. Verdurai. Stufato di salsiccia con patate. Stufato salsiccia con patate. Pancetta affumicata. Baccalà con contorno di finocchi. Ma che è il baccalà? Ah, come dice mia? E torta veloce alla meringa. Prima di salutarvi, vi ricordiamo i santi di oggi. Il santo protettore degli arrabbiati. San Cazzao. Quello dei gay. Sangulao. Quello degli idraulici. San Dasao. Il santo protettore delle casalinghe. San Grecciao. Quello degli studenti. San Bignao o San Signao a memoria. E la santa protettrice di Carmelo Caccamo. Santina. È quello protettore dei playboy. Grazie per la vostra cortese attenzione. Per oggi è tutto. Signore e signori, buonasera. Maria Santissima, e dorme. E io che mi occupo tutto in casa, sempre sternicchiato, non fa niente. E lava, e cucina, e stile, e pulizia. Lui per una volta che va a buttare l'immondizia ci pare che ha puliziato tutta la casa. Tali. Ma che hai? Che c'è? Ma che hai? Che c'è? Guarda, lasciamo perdere io sono stasera. stanco. E te pareva. Stanco. Guarda, io oggi sono veramente. Non voglio cambiare umore, non mi voglio arrabbiare. No. Quindi, da buone marito e moglie, dimmi. Che cosa vuoi che prepari per cena? La valigia e te ne vai? No, allora sei cretino. Allora sei cretino e cosa è inutile? Ma come un disidi? Mamma mia, che cosa c'è? C'è? Scherzavo, stavo scherzando, per favore, dai. Senti, con questa grande vitalità che hai. Sì. Ci sei andato dal dottore? Sì, ci sono andato. Che ti ha detto? Mi ha detto che ho bisogno di tanto riposo, ho bisogno di riposo. Infatti già mi stava portando avanti il travaglio, capisci? Ho bisogno di riposo, tanto riposo. Tanto riposo, proprio per riposare. Sì, vabbè, che ti ha prescritto almeno? Ha prescritto del sonnifero. Magari. E vabbè, quante volte lo devi prendere? Quando? Non ne pigliare io, ti a pigliare tu, ti botto io, per isso. Lui mi ha detto se vuoi riposare tua moglie va a pigliare un sonnifero. Senti, io dormo benissimo, anche senza sonnifero. Lo so, sogno io che tu condormi, perché tu ti giri, riferma, non ci stai e io non dormo. Sono una donna energica anche quando dormo, va bene? Sì. E caro mio, vedi che io sogno. Ah, sogni? E che hai sognato? Che cosa hai sognato? Che sei un porco! Porco! Me l'hai detto porco perché non si è caputo. Guarda che stanotte tu mi hai tradito. Io? Mi hai tradito con 3 donne giovanissime, bellissime, che gridavano ancora. Hai visto, Gioia, hai visto? Hai visto che? Che cosa mi dici? Ora cosa mi dici, Cosa mi dici? Che se non ti svegliavi ce n'era pure per te, cioè, ti scialavi pure tu. I cosi giuste. Cretino. E cosa è inutile? Ecco che cosa sei. Ma io mi stavo riposando, dai, non fare così, dai. Vabbè, arriva, figurati, tu immagini, no? Uno come questo, quando mai? Che voi non... Ascoltami, soddisfacevo più persone contemporaneamente. Ma che ti pare che c'è? Il catamarrano c'hai? Che c'è?
c'hai una canoa monoposto. Guarda Antonio, che su, non è dai. solo una questione di misure, ecco. Ascoltami, quando voi uomini non sapete dove vate a pregare, non è una questione di misure. Non è una questione di misure, Sì. ecco. Ascoltami, è una questione anche di misure, tant'è che Perché? voi avete delle cose strane sulle proporzioni. Ma Antonio. che dici? Voi uomini, per esempio, siete bravissimi, veramente bravissimi a, come dire, a leggere le cartine geografiche. Perché? Perché vi illudete che un centimetro equivale a centinaia di chilometri. Antonio, per noi donne, un centimetro io e un centimetro moglie, un centimetro io e basta. Ma perché mi devi umiliare così davanti a tutti che ci sono cristiane? Ma perché le cose L'importanza, le diciamo, l'importanza è essere belli, giovani dentro. ecco. No, l'importanza è averne uno giovane, bello toy boy catarri grigi. Sì, un toy boy, cuttia, un toy boy. Che c'è? Ma per favore, un toy boy che fare tu con un toy boy? Un toy boy che tu avevi altri pensieri, no, a Lo te. faccio io che vi sa fare Sì. così, lascia perché Che poi io voglio fa? proprio vedere, guarda, se tu un giorno mi trovassi così a letto con uno più giovane di me, voglio vedere proprio che cosa gli dici a questo. Cico, Gioia, tranquillo, le brutte esperienze servono a crescere meglio, quindi... Allora sei cretino. Ma che c'entra? Devo essere onesto con tuo picciotello, devo essere Sei onesto. cretino e cosa inutile, ecco cos'è, cretino e cosa inutile. Dai, scherzavo, dai. Senti, guarda, vedi di rimediare a questa battutaccia, guarda, ora ti faccio una domanda, per favore, ascolta bene, ma soprattutto rispondi come Dio comanda, va bene? Ci mancassi altro, io Prima mi che mi chiamano di concentro. 5 minuti, eh? Vai, mi concentro, Antonio, vai. rispondi bene. Sì. Tu preferiresti fare l'amore con me e pensare a un'altra o fare l'amore con un'altra mentre pensi a me? Rispondi! Tale ma spiruglio solo per stasera, va bene così? Cretino e cosa inutile! E cosa inutile, arrivederci, arrivederci. No! Tutti insieme con la voce, bregherò, bregherò? No! Isa con bregherò, Isa! Yeah. Allora non è così poco elegante, lui è un grandissimo rapper, infatti... Bella, bella Tom. Che c'entra Yeah, Tom? bella Jerry. Yeah. Prima di Jerry. iniziare questa sera ci tenevo Sì. a fare un saluto. Un saluto, sì. Volevo salutare tutti gli amici della nuova crew. Sì. Loro sono un gruppo di salutisti che mi stimano molto, nonostante sappiano che mi ubriaco spesso. Sì. E infatti mi hanno dato l'acronimo TPP. TPP che vuol dire? Tutto party. No, Yeah. Parliamo dei progetti, Vivi happy, cugino. Ma perché lei dice sempre vivi happy? Perché a forza di vivere è piacidosi epatica. Ehi, ragazzi, che gli è successo? Raga? Oh! No! Scanta! Bregherò! No! Mi scantovi, sa su un catimonnezza! Sogni un catimonnezza, scaccia! Allora, cortesemente, non facciamo... Lui fa dei... Allora, per la gente a casa che ci sta seguendo, lui fa delle bellissimi freestyle, delle cose... Cioè, voi dite una parola e lui improvvisa. Prova a dire una parola. Prova. Cucchiaino. Posso dirlo bene farlo? No, Va bene farlo? La differenza fra cucchiaino e farlo. Non ci sono problemi, faccio la rima con farlo. Ma come farlo? Se il maestro prega Dio, con il Signore ne aiuta a fare partire la base. perché? Grazie! Allora voglio vedere tutta Sicilia Capare che impazzisce, le mani su che ondeggiano e si battono al ritmo di musica. Farlo, tutti è difficile insieme. però, Gino, figlio di Piero, Saccaton pari Prada 20 euro. Natale, figlio di Costa, con 10 euro pigliò una ragosta, yeah. Ma dov'è la rima con farlo? Manco per farlo. Sta scherzando, Sta scherzando. Allora- Sta scherzando, lui fa veramente. Facciamo una cosa, visto che la parola di prima l'ha scelta il pubblico, ok. questa la scelgo io. Lei l'ha scelta lei, giusto. Quindi farò una rima con attesa. Attesa, bello. bella, vedi? Edizione, l'ha detto Va bene? attesa. Bella. Se il maestro Beppe Vessicchio mette a base invece di pensare a Vai! Vai, che Tirano meglio. le mani su di nuovo!
scandalizzato. Si impazzisce, si battono. Occhio, arriva con l'attesa. Con attesa. Gino che muratore prende il Viagra a tutte le ore. Oh yeah. Natascia, che è suo moghiere, ci dice sempre picchiatela reale. No, veramente, io non ho sentito la rima con attesa. E picchi tutti noi stanno sperando che c'è attesa. Stava scherzando. Voglio spendere 2 parole su mia suocera. Signora, cominciamo perché mia suocera è un pezzo di pane, va bene? Ruro, ma un pezzo di pane. Pensate che a Natale mi ha voluto fare il regalo, mi fa scegliti quello che vuoi che ti faccio un maglione. Se devo scegliere io voglio una camicia. Dice, ma una camicia per forza? Sì, una volta che mi fa un regalo. Ora pensate, mia suocera è avanti negli anni e forse ha capito male. Cioè, praticamente mi dice... Vabbè, niente, alla fine mi ha regalato la camicia di forza e io ho detto, io stasera la farò ad insieme per te. E quindi ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a stringere fortemente questa camicia. Quindi vediamo un po' un bel ragazzo possente, guarda, muscoloso, guarda, virile, proprio faccia proprio allegra. Ecco, ciao caro, come ti chiami? Salvo, per miracolo salvo per... Vabbè, vieni con me, applauso, vieni. Salvo, va bene, allora attenzione Salvo, perché a questo punto tu dovrai stringere proprio fortemente questa camicia con tutte le cinghie che ci sono, e quindi attenzione Salvo, aiutami a indossare la camicia, quindi avvicinati, ma come fu Salvo? Come fu? Vabbè, vai, stringi, mi raccomando, ci sono delle cinghie, quindi le devi tirare e metterle fortemente, vabbè? Pensate che mia suocera purtroppo si è presa un bruttissimo vizio. Ogni giorno ai 4 pomeriggio sa a pigliare un caffè a casa e non se ne va più. Poi quando sente la sigla del telegiornale delle 8 fa a Monica magari me ne vaio, che lasciavo mio marito sulla casa, che va a pensare a 2 cristiani. Suo marito sulla casa non pensa, respira. No, perché è un tipo molto pericoloso. Mia suocera appena comincia non la finisce. Allora, tu ce l'hai fatta? Perfetto. Ora, a questo punto, caro Salvo, prendila da dietro. Salvo, picchi da lontano, Salvo. Amen. Dai, prendila, Salvo, ama aspettare Ferrauso? Va bene. Vai, tira con tutta la tua forza. Vedi che c'è una... Con tutta la tua forza, vai. Arascio, Salvo. Vai. La devi mettere... No, tira. La devi mettere nel buco più stretto che c'è. Vai. Nel buco più stretto. Vai. Ancora, vai. Aspetta, in quale buco stai mettendo? Oh! Nel buco della cinghia. Vai, infila. E passala nel passante. Perfetto. Ora a questo punto stringi qua. Mi raccomando, bello inserengato. Ok. Pensate che mia suocera oggi alle 4 è venuta e dice no, me ne devo andare a Catania, cerca... No, ti devo dire una cosa. Ha cominciato a parlare male il vicinato, una cosa incredibile. Alle 5 mi suonano i testimoni di Geova, mi fanno svegliati! Tu lo sai che cosa fa il diavolo durante la tua giornata? Ma che cosa fa? Non so. E qua ti assicuro che se me ne appiglio caffè a mia casa, perché è così. Vabbè, fatto? Perfetto. E allora signori, potete controllare con i vostri occhi che sono stretto, diciamo, abbastanza bene, ok? E ora io ti faccio vedere che nel breve tempo... Scusa, se ti giri facciamo vedere un istante alle persone che non hanno visto. Giusto Gennaro, giusto. Attenzione. Salvo testimone, è vero? Faccia felice, Salvo. Perfetto. Signori, mi libero nel breve tempo possibile. Vai con la base, Salvo.
Scusi, mi racconti cosa è successo? Oggi lei stava arrivando qui in teatro. Io riuscivo di teatro. Maria, una macchina, lei guida? Come? Lei guida, sì. Perché non sai che guido? Ma no, perché l'ultima volta che... sulla 500 ma non mi buttaste con un cagatore, scusa, mi buttavo con un cagatore, chi è macchina? Ma quella è una macchina d'epoca, ma quella è una macchina per quelli magri, per quelli minchiolini. No, scusami, magrolini. Io che sono minchiolina? No, scusa, la magrolina. Invece io ho una bella, c'ho un SUV. Lei ha un SUV? No, hai un SUV. Un caruso che fa pesca subacquea che accompagna la macchina. Benissimo. Questa è bella però, Questa Aurelio. Si chiama Aurelio? Aurelio, accompagnami tu, Ceres. Ma pesca così? Pesca, bello, mazzoni, pot. Bello mazzone, non mangiasse mazzoni. N'ancita, a te ti piace l'incita, forse. Ancita è bella, tutta scippata da pelle. Ma no, è scivolosa, così, è viscida come pesce. Che tu sei? Sì, ti cava... Tu mi porti a mia che io faccio maniare. Signora, va bene, allora andiamo avanti. È facile, sì. Quando io ci chiappa la testa, top dici. No. Sai come? Ora stiamo preparando un capretto ora per Pasqua. Ma no, il capretto. Dici mi davo la ieri per San Giuseppe, sai che ci fuori. Sì, no, c'erano tutti gli animalisti, no, non andiamo assolutamente, il capretto. No, il capretto non si può mangiare, no, però un poco tu mangi. Un poco però si mangia. No, voglio dire, un capretto non si può mangiare, un poco non è un poco. Non c'è, no, ci sono i capretti, Nichi. No, ma però un poco tu puoi mangiare. No, ma sto diventando... vedete, tu mangi. Signora, sto diventando vegano. Vegano, ma perché che mangi tu? Già non mangi niente, mangi caniglia, che mangi? No, caniglia. Allora ci si mangiamo nelle picchiai, che faccio? Un tempo che arrivai a food, era morta. Ma ha portato le cotolette. Con mio mi disse, non mangio più, ora resto morto, non mangio più. Mi mangiai quando una pizzetta tanta, che mi fece magari esce. Signora, chiedo scusa, ma lei si calava una teglia di pizza, non una pizzetta tanta. Ma come? Sì, no, ma che sta faccia hai? Scusa, ma io... Sta faccia hai? Sta faccia nel camerino con me. Giuro, un pezzo di pizza tanta, mi sta ciungando un tocco. No, sì, giuro, un pezzo di pizza così. Pezzo di pizza così. E maietta a nocchio. Metta, non capito? Lei mi sta rovinando. No, allora era per tutti, non è ma che c'entra? Ho portato un pezzo per tutti, magari per te, non ti mangi mai, ma tu porti. Domani sai che ti porto? Cosa mi porto? Ti porto, sei a l'osso da siccia, che cosa ci mette dei canarini. E così tu spuppi. No, fatto sta? Sì. Era disturbata, no? Aveva mangiato, aveva fatto, vedete? Figlia, pensi che stai camminando una macchina? Mi fermo nei vigili urbani. Ah, controllo. O sbaglio l'anno dopo, no, ci mangia, un poco ci mangia, hanno un poco la Hit River. Ma chi? Un mangia ciume. Fatto sta, mi fermano. Dice che è lei la proprietaria, io sono, prego. Ah, c'è lei che da televisione, sì, ne facessi che aspetta Cristiano. No, dice, no, faccio felice, devo fare la contravvenzione. La revisione, tutto a posto, no? Tutto, la revisione, tutto contro i pneumatici, tutto cose unghate. Fatto sta che c'era una freccia tanta spasciata. Pare che se tu vuoi ci impingono i cunnazzi caiati. No, è giusto, no? L'indicatore Fatto sta. Di direzione. Sallato, no? Che fa, signor? Tu hai una freccia, però. Ma lei c'ha la testa sempre là. E che vuoi, figlia mia? Il dente battito per la lingua tua. Vabbè, sì, lasciamo perdere. Fatto sta. Perché mi dice, signore, dice, la verità. Dice, lei che è schizzosa. Se io ci faccio, dice, una domanda e lei mi risponde, dice, la contravvenzione non ce la faccio. Va bene. Io vedo che sbaglio che avevi chiesto, E che domanda le ha fatto? E niente, scendo dalla macchina. Signore, dice, se lei, dice, vede una galleria, e in questa galleria, dice, al buio, di lontano, vede due fari piccole così, che cosa sono per lei? Si sta pigliando facilissimo, no? Ti pare che subito cascata da vapore? Scatalo? Da vapore. Il vapore di Florio, conosci il vapore di Florio? Certo. Il vapore di Florio, famoso, antico, fonduato. Fatto sta perché ci disse, ne ho visto, sei facilissimo, una macchina. Giusto, i fari sono quelli di una macchina? No. C'è una macchina, dice, così, una macchina. Ma che macchina è? Addirittura. Ci poteva essere un Mercedes, ci poteva essere una Fiat, poteva essere dice, una Punto, un BMW. BMW. Signora, mi dispiace, ce la devo scrivere per forza. Sono un bel suo cuore, la scrivessi. La schiera detto proprio così. Aspetta, dice, signora, aspetta. Aspetta, siccome non la sto vedendo, dice, tanto convinta, ce ne faccio un'altra, se mi sbaglio ci faccio due bale. E che la facessi?
Signore, dice, se in quella stessa galleria, dice, lei vede un faro piccolo piccolo, c'è chi ci pare? In questa facile che ti hanno, che siamo cretini? Una moto, uno scooter. C'è una motocicletta. Voglio dire. C'è la motocicletta lì. No, io come no? Perché potessi essere, dicevo, un motorino, un esagerato, un Ciao, un Typhon, un Booster, un Zip. No, troppo così. Hai capito? No, se fiscale, se con nudo è crasto. Vabbè, fammi una signora, le forze dell'ordine, se lo niente ricorda. fai? Mi feci fare la contravvenzione. Come finivo tutte cose, ci disse, comandante, scusi, dato che mentre che c'è, ma cammino mai, ci posso fare una a lei? Ha fatto una domanda lei alla... Dice sì. Ce la posso fare? Se sbaglia me ne va a contravvenzione? Ah, buono. Dice, signore, dice, io sono un genio, non la posso sbagliare. Staccare. Adesso sentiamo che cosa esce fuori, eh? Signora, pesa un po'. No, dico... Sì, perché fai per una mano? No, che mano, ci faremo una lei si appoggia. Dice, se lei dice, ci disse comandante, sì. sa trova una nasciata. Chi era comandante? Menso scuro, che sai, ci vorrebbe fratelli si conosce. Vabbè, una nasciata pesciata a buio, sì. Con una galleria, e di lontano vede due piccoli fuocherelli, un bedone con fuoco canesci, e una ragazza che con la bossetta fa così. Ma questo è facile. A lei, chi ci pare? Questa la so pure io. Se Mattino dice, signore, dice, ma questo è facile. Dice, facilissimo. ma lei me l'ha servita, dice, su un piatto d'argento. Certo. C'è una prostituta. No, caro mio. Perché non potremmo sapere se è tesoro, tomate. No, signor, ma come si permette? Che non ti auto. Mi hai fatto mozzicare la lingua! Mi hai fatto mozzicare la lingua! Non ti ho fatto mozzicare la lingua! E poi io te la faccio staghiottere! Ah, ma sta chiottere! Icchia che sogno fosso! Ogni volta siamo ippi, non possiamo litigare, fate pace. E facciamo pace! Facciamo pace! Oh, facciamo pace, però don't move yourself anymore! Che significa? Un dannacarecchio! Mi maestro, ogni volta mi insulta, ma lei niente può fare! E che fa? Me c'è sciarriare. Maestro. Dai, dato che ti vuoi annacare ce ne andiamo in discoteca! 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 Io se potessi lavorare in discoteca sicuramente farei DJ. Fu 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 fu. Io invece farei sicuramente la macchinetta no fumo! Io farei sicuramente il barman! Bravo! Maestro, lei cosa farebbe? Il PR! Il PR perché siamo hippie! No, così sarebbe scroacco! Ah! Il PR! Case e bevasco! Mica che sogno foso! Ragazzi, per entrare in discoteca ci vuole la lista. E allora io mi faccio mettere in lista civica, così mi votano tutte! Ma sei di destra o di sinistra? Vabbè, che di sinistra e che di destra. Ah, giusto, giusto. Io invece mi faccio mettere in lista figli dei fiori, così mi faccio offrire una bella bottiglia di Sciocco 84, così ne zuccamo tutti. Bravo. Maestro, e lei che fa invece? Io mi faccio mettere in lista policlinica, così mi offrono una tacca. Ah, è lì sto policlinica e ci offre la tacca! Minchia che sogno fosse! Ragazzi, appena arriviamo mi pio subito un 4 bianchi. Io mi piglio subito un John Lennon. Sei un Elton John. Si dice Jill Lennon. Minchia che sogno fosse! Io mi piglio subito un mojito. Olè, maestro, lei cosa si piglia? Subito l'acqua con zucchero. Perché? Perché stai scoppando un teatro. Piglialo. E ora chi su cuccia fa la nottata? Ah, pigliò male. Ragazzi, appena arriviamo io voglio ballare caraibico perché mi piace la salsa e chi mi lincia ne ha molto su. Bella! Io voglio ballare gli anni 80 e che so fare Michael Jackson e chi mi lincia ne ha molto su. Io invece voglio ballare sul cubo, così faccio il ragazzo immagine. Tu immagine?
Maestro, è lei? Io mi approio un nuovo palo. Ah, vuole ballare lap dance? No, sogno tutto inchiommato. Piglialo. No, vabbè, siete nel nuovo palo. Meno male che c'è sto palo. Ragazzi, spero che mettano la mia canzone preferita. Oi Maria, ti amo. Bello! Invece io spero che mettano la mia canzone preferita. Sballando, sballando. Bravo. Io spero che mettano tanti auguri. Ti piace Raffaella Carrà? No, faccio compleanno. Auguri! Non lo sapevo. Maestro, è lei? Io spero che mettano la marcia funebre. No, quella è la canzone dei morti. È picchiata parovevo. Ah! La canzone dei morti del parovevo. Mica chi siamo fosse. Pace! A lavorare! Pace! Ancora me! Non ne anisci! Mi si dia, ma butta, ma noi. Mi si dia pure a dirvi perché mi si dia, mi si diano tutte cose, mi si dia. Anche quando sono in macchina tengo continuamente le 4 frecce accese. A così quando voglio piglio e giro, che me ne fotta. Mi si diano tutte cose, ma noi. Anche il matrimonio, ma noia, mi si dia. Ma io non avevo calcolato mio cognato. Mio cognato mi si dia di morire. L'altro giorno mi ha chiesto un prestito, dice, me ne dai 1.000 euro, te li do il giorno di paga. Vabbè, ci sa quando è il giorno di paga? Dice, io che ne so, io un travaglio, tu travagli, chissà. Ma come non ci si dia? Mi si diano tutte cose? Ma no. Anche andare ai matrimoni, non andate ai matrimoni. Il giorno del matrimonio non vi presentate, è una tortura, poi non sai mai chi ti capita a olato. A olato non sai chi può avere, magari c'è una esaurita, una pazza, una che è nervosa, una che non conosci, che è una pazza precisa, non lo sai chi ti capita accanto, quindi ai matrimoni non ci andate, specialmente se siete lo sposo, un cid, lasciate stare, lasciate perdere, non ci andate, non ci andate. Io con mia moglie ho continuamente problemi, questioni, e da sempre voci, ma come non ci si dice. L'altro giorno sempre questioni, dice non devi fumare. Poi non la sentivo più perché a me mi si dia. Ho spento l'audio, ma buttava, mi si diava. Che dice che non devo fumare. L'altro giorno ho detto, sai, quando muoio voglio essere cremato. E Ida mi fa, sta cenere casa a casa pure dopo morta, maraviglia, no, ma come non ci si dice? Poi si lamenta che è sempre grassa. Ma come non ci si dia? Ci si stacca di tuo frigorifero. Dorme pure un frigorifero, staccati dal frigorifero. L'altro giorno mi fa, ti sembro grassa? Io non ce la facevo più. Ti sembro grassa? Non ce la facevo più. Sì, sei grassa. Ora sono nel programma Testimoni, che è protezione testimoni per chi mi vuole ammazzare. È difficile, cara mia, è difficile. Mi si diano tutte cose. Anche il mio capo ufficio, sempre questioni, sempre. Mi si dia, basta. L'altro giorno mi fa, perché non sei venuto l'altro ieri? Ci disse perché stavamo cremando mia suocera. Dice, scusa, com'è morta tua suocera? Durante la cremazione. A me mi si dia.
è giusto prima conoscere le persone e capire a chi bisogna offrire lavoro. Io stasera ho creato questo portale dove ho questi annunci per i disoccupati. C'è almeno un disoccupato in sala? Oh, benissimo, 2, 3, hai visto quando gira? Allora andiamo a leggere qualche annuncio. Il primo annuncio dice così: cercasi socio per apertura negozio. Requisiti richiesti: passamontagna e piede di porco. Qualcuno interessato? Vabbè, andiamo avanti. Elettricisti in sala? Elettricisti? Elettricista, ecco il signore. Cercasi elettricista pratico per montaggio prese. Offrisi 1.000 euro a montaggio. Se sei interessato devi scrivere a preseperilculo.it. Ok? Grazie. Andiamo avanti. Guarda, questo è bello. Donna matura ricerca finto ginecologo per passare su tempo pomeriggio. Se siete interessati scrivete a ariminimitutta.org. Ok? Grazie. Grazie. Consulente energia gas. Ricerca personale che scorreggi facilmente. Scrivere a piritolibero.it. Andiamo avanti. Musicista, settore musica, ci sono musicisti? Musicista, ecco, c'è un lavoro per te. Cercasi chitarrista esperto che sappia suonare con una chitarra scordata. Se sei interessato scrivere minchia, è la chitarra, capito? Grazie. Il nostro caro sindaco di Catania, Enzo, mette un annuncio. Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, ricerca numero 2 donne in sovrappeso per fare le rotonde alla circonvallazione. Se siete interessate, scrivere a enzuguttu.it. Andiamo avanti. Nota trattoria in Catania Centro, cioè è difficile, no? Nota trattoria in Catania Centro, ricerca cuoca esperta e maggiorata con almeno una sesta per fare le frittate. Mandare foto in primo piano a sbattirovachiamini.it. Che dici? C'è l'ultimo. L'ultimo e chiudo, poi se ti può interessare questo. Ma che a me? C'ho già un lavoro, però. Macelleria, sì. Ricerca estetista per depilare i suini. Addirittura. Se interessati scrivere a upocca.vupocco.org. È uscita la nuova app, scaricatela! Questa è l'app sulla mia famiglia, perché pensate, all'inizio del matrimonio i miei genitori non riuscivano ad avere figli e allora sono andati dal ginecologo e il ginecologo ha detto a mio padre: c'è un problema, lei non può avere bambini. Però dopo un mese che mia mamma fa le visite col ginecologo, mia mamma rimane incinta. Allora mio padre poi al ginecologo dice: senti, il problema era uno e ora sono 2. E così nasce mio fratello, lo chiamano Francesco Virgilio Maria. Francesco come nonno paterno, Virgilio come nonno materno, Maria come nonna paterna. Ma nonna Mimma ci ha riso male. Dice, mancava solo Ida. Cioè, infatti mio fratello da piccolo cadeva, mia nonna Mimma non l'aiutava. Fatto te da tuoi nonni, noi non siamo neanche. E così mio fratello cresce, a un certo punto ha bisogno di una compagnia, va dai miei genitori e dice: voglio un fratellino. Mio padre ha capito cosa doveva fare, ha preso mia mamma e l'ha portata al ginecologo, ormai una cosa di famiglia. E così nasco io, però quando nasco io il problema è il nome, perché l'unico nome dei nonni è rimasto Mimma, però mia nonna ci sperava, però io maschio mi potevo chiamare. Allora mio padre, che è tifosissimo del Palermo, dice: lo chiamiamo come giocatore del Palermo che segna nella prossima partita. E io sono orgoglioso di dire che mi chiamo Simone, come un famoso Simone che tutti conoscete, mio padre me l'ha detto, l'ho visto giocare, è troppo forte e lo conoscete tutti, il famosissimo Simone Mucciarelli. Famosissimo, io mi vantavo con gli amici, mi chiamo Simone come Mucciarelli, ha visto giocare mio padre, è troppo forte. A scuola presente Simone come Mucciarelli, ha visto giocare mio padre, è troppo forte. Simone Mucciarelli. Ma co cazzo è? Con non conosce nudo, ho cercato e spunta su Wikipedia Simone Mucciarelli, ha fatto una partita, un gol e allo stato c'era un solo tifoso. Mio padre, lo conosce solo io. Ma come... Che però poi io e mio fratello siamo cresciuti insieme e c'era quella complicità da fratelli bellissima, però qualcosa di brutto stava per succedere. Mia mamma è rimasta incinta per la 3ª volta ed era una cosa che noi non ce l'aspettavamo, non se l'aspettava manco mio padre, non se l'aspettava manco un ginecologo che era in vacanza, che?
E così nasce mia sorella, appena nasce mia sorella, mia nonna Mimma si è messa davanti alla culla. Ehi! È femmina. Dei nonne manco solo io. Da settimana palemmo fino a 0-0, cioè... E per questo motivo mia sorella si chiama Robetta, cioè mio padre non ci piaceva. Però mia nonna dice: ma avete rovinato la vita? No, no, la vita l'ha rovinata a me mia sorella, perché io non ero più il figlio più piccolo, quello adorato, no, ma sono diventato il mezzano, cioè dei tre quello del mezzo. E io sto prendendo una campagna in difesa del mezzano, perché mi sono accorto che già voglio fare cambiare il nome, perché mezzano a me non mi piace. Poi il mezzano è una specie in via di estinzione, ormai nelle famiglie uno massimo 2 figli, 3 figli non si vedono più e il mezzano non viene riconosciuto. Fermano mia mamma e le dicono: ma grande come il Sanchio, grande Francesco, bello posso sentirci. E Anica Robetta dice che bello. E l'altro, cioè mi chiamano l'altro, ma a questo punto era meglio Mimma. Così. Hey! 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 Yo! Baby K! Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa. Se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricordi l'Africa. All'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare. E con noi Giusy Ferreri. Te la do solo quando mi levo il pelo di torno. Mi raserai che tutta attorno come quella del pippone. Non chiedermi da Milano, no, non si può. Se non mi depilo paro a figlia e King Kong. A Pepe Coma. Dal tuo lavoro almeno per un po', la vita costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontri tropici e tra le luci diventano quasi microscopici. Abbassa i filestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia, torneremo a casa solo quando il sole sorge, questa vita ti sconvolge. Io te la do solo quando mi levo il pelo di torno. Mi raserai che tutta attorno come quella del pippone. Non chiedermi da Milano, no, non si può. Se non mi depilo paro a figlia e King Kong. A Pepe Coma. Da te muori di qua a che le parole la sa lo met per umai la di questa volta ti giuro che ti vengo a prendere. Io te la do solo quando si può, se non mi depilo paro a figlia e King Kong. A Pepe Coma. Grazie. Negli anni 60-70 in Inghilterra nascevano i Genesis, i Pink Floyd, Deep Purple, contemporaneamente in Italia Antonello Venditti. La domanda non è chi è, no, brava, la domanda è perché? Secondo voi perché Antonello Venditti è toccato a noi?
ha avuto un trauma da piccolo. Tutte le canzoni parlano della scuola. Tutte. Maestro, per piacere. Eravamo 34, quelli della terza E, tutti belli ed eleganti tranne me. È la prima figura in merda che fa. Era l'anno dei mondiali, quelli del 66. La regina d'Inghilterra era Pelé. Si era fatta la lampada. Sta crescendo come il vento che mi porta via. Sta crescendo. A un certo punto lascia qui da te, qui davanti a me, Giulio Cesare. In da scuola, stanno in da classe, bella buona che è Giulio Cesare. È nato all'improvviso. Giulio Cesare nasce con Venditti, ma Venditti notte prima degli esami. Le bombe delle 6 non fanno male, tanto scoppiano alle 7. Ma come fanno le segretarie? Ma come fanno le segretarie con gli occhiali? Ha fatto 2 versi che potevano fare una canzone intera, perché l'ha proprio compreso. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a far sposare gli avvocati? Che cazzo? Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a far sposare gli avvocati? Beh, notte prima degli esami. Notte prima degli esami. La matematica non sarà mai il mio mestiere. Ma manca la matematica, secondo me. Cioè, proprio è allucinante. Venditti, notte prima degli esami, è stato fatto un film. Il titolo è Notte prima degli esami. Anzi, poi 2 anni dopo hanno fatto un altro film. Notte prima degli esami. Che 2, oggi. Se non sai, stata zitta, no? Che poi sarebbe il film che ha lanciato definitivamente l'attore Nicolas Vaporidis. O potevano lanciare Chiulakis. Ci avete fatto caso? Scritto da Moccia, diretto da Moccino, un film per mocciosi. Il film di Moccia si riconosce subito, perché il fidanzato non regala l'anello, il lucchetto. Ti fidanzi con una ragazza e corri a Ponte Milvio a Roma e attacchi il lucchetto al ponte. Ti lasci? Va una volta a Ponte Milvio. Io ho visto una ragazza a Ponte Milvio, faceva disperato con il suo lucchetto a mano, con tutta la catena. Mamma mia! Tu, e che ti è successo? Ti ha lasciato la fidanzata? E tu no, si hanno rubato un motorino. Canzoni, film, mischiati. Io dico, un film di Moccia deve parlare di adolescenti, ma gli adolescenti italiani, mi rivolgo a te, avranno dei nomi italiani? Nei film di Moccia sai come si chiamano? Voglio Step, Only, Baby, Pallina, Gin. Ma chi sono i Pokémon? Ciao, piacere, io sono Step. E Tapirula non è venuto. I film... I titoli dei film di Moccia. Amore 14, che io ho detto che culo, i primi 13 me l'ha già perso. Scusa ma ti voglio sposare, ma che vuol dire? Che sarebbe poi il seguito del film. Scusa ma ti chiamo amore. Allora Federico Moccia, scusa se ti manda a fanculo. 3 metri sopra il cielo. I film sono un capitolo a parte. Vi ricordate? Il signore, lei ha mai visto il film Twilight? Twilight, che non vuol dire toilette, cesso, no? Twilight, 2 cessi. La storia veramente parla di una ragazza che si chiama Bella, che fa la 4ª liceo, che si innamora di un vampiro, hai capito? Un vampiro che si chiama Edward Cullen, che si scrive Cullen. E poi ci sarà un motivo, perché quando Bella gli dirà mordimi, sono tua, Cullen che fa? Va a caccia di cervi. Ci sarà un motivo perché si chiama Cullen. Io dico, ma per quale motivo? Devi fare una situazione. Tu sei un vampiro, tieni 400 anni e fai ancora la 4ª liceo. Tu non sei un vampiro, tu sei un ciuccio. I film sono strani. Vi ricordate? Dal titolo. Allora, un film che si intitola Non aprire quella porta. Tu che fa? Non la aprire la porta. C'è scritto nel titolo. Non devi proprio avvicinarti alle porte. Vai in un posto all'aperto, non ci stanno i po'. Dopo 5 minuti che fanno? Apre la porta. Allora muore, fa buono l'assassino che ti ammazza. Alcuni film tipo, mi ricordo un film si intitolava San Valentino di sangue. Io ho detto, questo qua sarà bello, sono andato al cinema. Mentre facevo la fila mi sono informato, ho detto, ma questo film che è un thriller, bellissimo. Fino alla fine non si capisce chi è l'assassino. Ho detto, bello, sarà bello. Piano piano andava avanti nella fila. No, com'è sto film? La gente che usciva,
fino alla fine non si capisce. Sono entrato, sono uscito, non ho capito chi era l'assassino. Non si capisce proprio niente. Ve lo ricordate? So l'enigmista. Hanno fatto 7-8. So 1, so 2, so 3. Ma quante ne so? Ma sono finiti. Film di una violenza allucinante. Questi film mi hanno ricordato portati indietro di tanti anni, quando al cinema ho visto Arancia Meccanica. Vi ricordate? In quel film addirittura una donna veniva assassinata con un fallo di ceramica. Certe volte si muoveva una cazzata. Dove c'è stato l'assassino. Ultimamente hanno fatto un'altra volta The Ring. È uscito già The Ring. Mi ricordo quando uscì The Ring, l'improvviso. Ring, chi è l'assassino? Ring, chi è l'assassino? Ring, cambio gestore. Se tu ti fai la Wind, il telefono non prende, l'assassino non ti telefona. Tra 7 giorni morirai. Che culo, tra 8 devo pagare il mutuo. The Ring, belli. Poi il film, allora mi ricordo bello, è un altro film di fantascienza che si intitolava L'invasione degli ultracorpi. Questo film secondo me l'ho visto solo io. Parlava dell'invasione aliena, che arrivavano sulla terra e prendevano il posto di chi dormiva. Cioè tu ti addormentavi, ti svegliavi, cioè ti addormentavi a fianco a un baccello, una specie di cozza nera. Mi è mai capitato addormentarvi a fianco a una cozza? A me mi è capitato. Cioè si addormentava, il giorno dopo attraverso sto baccello uscivano dei filamenti che entravano nella persona, ti svegliavi, tu eri tu, ma non eri più tu. Cioè tu andavi dal barbiere, chi l'ero barbiere? Ma non ero barbiere. Io questo film l'ho visto a cinema con la mia ragazza, a metà film mi sono addormentato. Quando mi sono svegliato, lei stava abbracciato con un altro. Ero io, ma tenevo il corno. Grazie. Io volevo finire con un pezzo rock. Volevo riportare gli anni 70 del rock in questa sala, quando il cantante faceva ehi! Era un mercato. Ehi! Mosi, maestro. Aspetta, maestro, ti faccia. Allora, 3, 4, bam bam bam. La maglietta, una faccia questa buona, m'ha fatto innamorare questa semplicità. Bam bam. Buonasera! Mamma mia! Che microfono a bomba! I microfoni siciliani sono come cannolo, sono a bomba!
Ovviamente per chi vive come noi al sud fa un altro tipo di vita e dobbiamo dire che noi al sud dobbiamo dare il giusto valore alla colonna portante delle nostre famiglie, che sono le donne, perché la donna è superiore all'uomo, diciamoci. È vero? Diciamo. La donna però dipende poi dal ruolo che ha la donna in una vita di un uomo, perché se è moglie ha un comportamento, se è mamma ha un comportamento. Tu fin quando sei giovane e vivi a casa di mamma, la donna è mamma. E tu torni a casa alle 3 di notte, apri la porta piano piano per non farla svegliare. In contemporanea, mentre apri la porta, mamma si alza dal letto. Tu chiudi la porta, mamma si addorme una volta. Mamma è come la luce del frigorifero, è collegata alla porta, mamma. Apri la porta, mamma si sveglia, ti togli la camicia, lanci in aria. Mamma versa la camicia in aria, prende, lava, stira e mette nel mobile. A volo. Da sposato non è così. Da sposato torni alle 3 di notte se tua moglie ti dà il permesso. Apri la porta, lei non si muove proprio. Ti togli la camicia, lanci in aria la camicia, va a terra e la resta. Il giorno dopo tua moglie ci fa un segno attorno col gesso. Nastro bianco e rosso attorno a casa e te la ritrovi in mezzo al corridoio di casa con una paletta a mano che fa posto e blocco. Tu stai camminando all'improvviso e gli fa accosta. Arriccia la lingua tra i denti. La paletta in faccia. E crede che la camicia... Fa pure il finto. E che è la camicia? Cara che? No, carabiniere. Alza mamma quella camicia dalla terra. Ti mette la paletta qua sotto. Ma che ti pensi? Che stia a casa di mamma? E capisci che da sposato per mettere una camicia pulita la devi comprare nuova. Vogliamo parlare di quando sei a casa di mamma per noi maschietti, quando sei bambini fare la pipì è una gioia, rocoglie. Da sposato a fare assettato. Perché appena entri in bagno e tua moglie sente un rumore della mani fa tu da te. A casa di mamma apri il rubinetto, metti le mani sotto all'acqua, pigli il sapone vicino allo specchio. Da sposato non è così. Da sposato apri il rubinetto, metti le mani sotto all'acqua. Stai per prendere la saponetta, viene tua moglie da dietro. Quello è per bellezze! Che ma fa con il sapone? Puh, è monnezzo il sapone. Il sapone fa male, cacca, è puh. Stai per asciugarti le mani sull'asciugamano, quello è del corredo, mi asciuga addosso, cara, non ti preoccupare. Infatti noi uomini abbiamo sempre il dolore di schiena, proprio l'umidità che ci viene. Ma il tasto dolente è sul mangiare, perché a casa di mamma a qualsiasi ora ti svegli e pronta a tavola. Viene proprio mamma con tovagliolo sul braccio, fa prego, entrate. Prego, assettate. Allora, oggi abbiamo solamente cannelloni 1,5 kg, ne ho fatto. Giusto siamo io, tu e tuo padre. Tengono coniglia cacciatore, un antipasto di mare e tengo 1,5 kg di cozze. Mamma, non voglio niente. Perché? Perché che ti abbiamo fatti e tuo padre? Perché? E te ne pentirai, perché da sposato ti impari a mangiare bastoncini pesce e pesce a bastoncini. E quando la domenica vai a mangiare a casa di tua mamma, trovi quelle polpette nel piatto che ti guardano e fanno ma torna nata volta. Ma che ci fai a casa di che? Grazie!